Prove di evacuazione, raccolta di persone sfollate a causa di una calamità. Siamo a Mussolente, dove in questo 6 aprile, a 15 anni di distanza dal terribile terremoto dell'Aquila che costò la vita a oltre 300 persone, si è tenuta un'esercitazione di protezione civile in piena regola. Allestito il campo base, allestito il COC, il centro operativo comunale, organizzato il punto di ritrovo e raccolta delle persone allontanate dalle proprie abitazioni e messe in sicurezza. In tempo di pace, quindi in tempo dove non ci sono emergenze, è giusto far capire ai cittadini l'importanza di sapere quello che si deve fare in caso di emergenza. Dobbiamo capirlo noi come amministratori, ma lo devono capire soprattutto i cittadini. Tra l'altro Mussolente, come in realtà tanti altri comuni del nostro Veneto, conta un numero molto alto di volontari e volontarie. Assolutamente sì. Oggi erano impegnati tra Protezione Civile Misquilese, tra l'ANC dei Carabinieri e tra l'ASPROC delle assistenti sociali, erano impegnati circa 60 persone. Presente anche l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottascin, che ha sottolineato l'importanza del coinvolgimento e della formazione di tutta la cittadinanza. I cittadini sono protagonisti nelle fasi emergenziali e spesso non ci si rende conto che con piccole azioni si può rendere molto più efficace l'attività dei soccorritori e quindi tempestiva l'azione di intervento nei confronti di chi ha bisogno di essere aiutato. Creare questi momenti di esercitazione e di prova diventa fondamentale soprattutto in questi ultimi tempi in cui i cambiamenti climatici stanno davvero mettendo in ginocchio in alcune situazioni il territorio. Ma noi abbiamo registrato in Veneto un incremento della temperatura media negli ultimi 30 anni di 1,5 gradi. Può sembrare poco, ma in realtà è moltissimo e questo significa che saranno sempre più frequenti fenomeni meteo estremi.